A Trieste tutto è pronto per uno dei grandi eventi dell'estate 2016, il concerto degli Iron Maiden che stasera in Piazza dell'Unità d'Italia richiamerà moltissimi spettatori. Evento circondato da un imponente dispositivo di sicurezza. Il servizio è di Andrea Rossini. Mancano solo poche ore all'apertura dei cancelli in Piazza Unità per il concerto degli Iron Maiden, terza e ultima data italiana del tour The Book of Souls per la storica band metal britannica. I 3 ingressi si apriranno alle 17:30, 2 dalle Rive, 3 novembre Mandracchio e 1 da Piazza Verdi. Giovanni Candussio, ufficio stampa della Zenith, organizzatore. È iniziata nel migliore dei modi, il tempo è splendido, abbiamo già i primi fan che sono arrivati già dalle prime ore del mattino, tutti molto colorati, variopinti, assolutamente ordinati, perché questo è un pubblico sì, è colorato, ma anche molto corretto ed abituato ai concerti, quindi tutto si sta svolgendo per ora nella migliore maniera. Si attendono 14.000 spettatori, in particolare da Nord Italia, Austria e Slovenia. I primi fan hanno cominciato a raggiungere Piazza Unità dalle prime ore della mattinata. Primo concerto degli Iron Maiden per me. Ci sono diverse generazioni per una tribù variopinta ma educata. Alex, 43 anni di Bustarsizio, spiega cosa vuol dire essere un metallaro. È uno stile di vita, è un modo per sfogare un pochettino le proprie, energie negative. Mi fanno più paura le persone con la giacca e cravatta. C'è anche Alex, uno svizzero di 44 anni, che vede gli Iron Maiden per la 300ª volta. Spiega cosa vuol dire per lui essere un fan di questa band. Non importa i capelli lunghi, i capelli corti, non importa che pelle hai, perché metal è una grande famiglia, allora non importa se sei maschio o femmina o qualcosa in mezzo, o se sei marocchino, se sei italiano, se sei brasiliano, siamo tutti una famiglia, perché se ognuno andrebbe ai concerti come qua ai Maiden, il mondo sarebbe un miglior mondo, perché qua nessuno si ammazza, è tutto tranquillo, solamente vai fuori testa per le 2 orette e tutto bene. Agenti in borghese, perquisizioni di borse, zaini agli ingressi e grande collaborazione tra organizzatori e forze dell'ordine perché la festa si possa svolgere in piena sicurezza. Apertura dei cancelli alle 17:30, la musica inizia alle 20 con i Raven Age, subito dopo gli Iron Maiden.